Buone le notizie che arrivano per l'Acragas, come ci è stato confermato oggi dal noto avvocato agrigentino che sta seguendo le trattative da diversi mesi. Sembrerebbe infatti che i problemi burocratici e legali che fino ad ora sembravano ostativi alla vicenda si siano man mano risolti e quindi al più presto dovrebbero arrivare i responsabili iraniani per concludere la trattativa e acquisire la società. Intanto, in occasione della presentazione della Card 300 Social avvenuta qualche giorno fa presso la catena di supermercati alimentari R7, abbiamo conosciuto e sentito uno dei mediatori che sta seguendo la complessa trattativa, l'iraniano Hamid Rasuli. Lei è iraniano, allora in questo momento c'è grandissima curiosità ad Agrigento per via del vostro interesse per la squadra di calcio. Ecco, se lei magari ci può anticipare qualcosa, così, sempre nell'ambito della riservatezza delle trattative, chiaramente rispettando anche la massima riservatezza. Stiamo studiando ancora le modalità di farlo, ci sono tante cose dal punto di vista burocratica che sono diverse dalle nostre normative lì e dobbiamo conoscere bene, stiamo studiando tramite avvocati per sapere strada giusta per fare questa novità. Questo matrimonio, diciamo. Matrimonio, sì. Cos'è che le è piaciuto? Cosa vi ha colpito di Agrigento? Come mai questo interesse verso la nostra città, verso la nostra realtà? Una realtà sicuramente millenaria, considerando anche i templi, la nostra storia e anche la squadra di calcio. Sì, noi culturalmente siamo molto vicini dall'Italia, qui una cosa che tira tanto a noi iraniani, il popolo siciliano, che c'è sangue caldo che gira come da noi, questo è una cosa molto buona, positiva per noi e speriamo che riusciamo a Quindi ci accomuna questo sangue caliente, per dirlo un po' alla spagnola. Sì, questo è. Ecco, ma voi pensate di concluderla questa trattativa in qualche modo? Ecco, quali sono i punti su cui cosa vorreste? Cosa auspicate? Un aiuto da parte del sindaco, ecco, dalla città? Sì, noi abbiamo bisogno di tanto collaborazione perché Agragas ha una storia e rimane sempre per questa città. Non è una società che noi, se riusciamo a concludere qualcosa, possiamo staccare per portare per noi e rimarrà sempre qui per la città e per il popolo agrigentino. Quindi abbiamo bisogno di capire realmente come possiamo fare questo matrimonio, le strade giuste e un aiuto da tutti i cittadini di Agrigento. Quindi speriamo bene allora. Speriamo bene.